E per sapere i sapori del Veneto oggi parleremo della gallina padovana, storia, allevamento e ricette di una specie pregiata, e ne parleremo con il papà della gallina, il nonno, come potremmo definirti? L'inventore, no, quello che ha salvato, potremmo dire. Il salvatore. Gabriele Baldan, presidente del Pro Avibus Nostris, presidente Slow Food anche oltretutto, e Temeghe porta anche un altro ospite, un beccaro, un macellaio, Gabriele Beghin, Gabriele questa sera, che ne ha portato a Gaina da farmi vedere come che è. Anche perché il Baldan, diciamo, ne darà delle indicazioni da un punto di vista storico, dal punto di vista, come si può dire, della tutela, mentre qua il nostro Gabriele Beccaro ne insegnerà un pochettino come salvare sta gallina. Mi salvaria come salvarla. Qua un cimitero e poastri che non te che idea. Vabbè. Allora Gabriele, perché è importante salvare e tutelare questa specie, come tutte le specie dei nostri... Penso che innanzitutto è tutelare una radice della cultura gastronomica di Padova, e quindi ciò che è attinente con il territorio padovano, con il nostro territorio. Poi la gallina è un po' il simbolo, no? Il simbolo della gallina padovana. Quando si parla di Padova si viene in mente Sant'Antonio e la gallina padovana. Esatto. Sì, io ho conosciuto gente un po' dalle varie regioni d'Italia che riconosce Padova attraverso anche la gallina padovana. Quindi andiamo a riconoscerla intanto. Qua con una fotografia, non so se puoi vedere. Delle particolarità. Abbiamo l'etichetta che commercializziamo, che accompagniamo la gallina in commercio, mentre la gallina ha questa grossa particolarità del ciuffo di penne sul capo, questo che vedete in primo piano. Punk, insomma. Sì, è un po' punk, sì, senz'altro, scapigliato, o un barbiere che diciamo all'avanguardia, e questo grosso ciuffo di penne sul capo che lo caratterizza, perché in parte anche, ecco, si vede, Gabriele sta mostrando adesso, quello che dopo la sfumatura, o se volete dopo la depilatura, che a volte ricorrono le nostre signore, rimane la protuberanza, questa cupola ossea sul cranio, che consente di riconoscere anche dopo la macellazione la gallina padovana. Che tra l'altro tutti quanti, diciamo, in una maniera un po' ignorante, si dice una soppa, stupida che fa una gallina, non ti capisci niente. Invece la gallina padovana, proprio a dimostrazione che non è un animale stupido, senza cervello, diciamo, che ha questa conformazione ossea della testa, che dimostra invece che ha un cervello particolarmente, diciamo, sviluppato in più rispetto a una gallina normale. Esatto, sì, questa particolarità dimostra quanto hai detto. In effetti sul comportamento della gallina padovana c'è ancora parecchio da scoprire. Indagini che abbiamo avviato in passato purtroppo non sono state concluse, ma avevano lasciato presupporre e anche capire che il comportamento di questo animale è ben diverso dai polli comuni. Quindi questa è una particolarità della gallina padovana, come dicevamo prima, il ciuffo. Poi dopo la spiumatura lo si vedono le massaie quando lo preparano per la cucina, la pelle è bianca e sottile, è un animale poco grasso, che viene, diciamo, si presenta più gradevole secondo me anche per la preparazione. Le zampe inoltre, e i tarsi in questo caso, ossate, diciamo, giusto, scusate, un po' di deformazione, sono nere, perché è proprio una caratteristica di questa razza, come di poche razze in Italia che hanno questa particolarità. Si dice sate de gallina a uno che scrive male, in questo caso però potremmo dire che a sate è passata a pedicure queste qua. È perfetta. Allora, sta associazione Pro Avibus Nostris, che importanza ha? Perché nasce questa? Siamo nati nel 97 riscattando la lingua latina con cui era stata descritta la gallina padovana nel 1600, e ci siamo azzardati a trovare un nome che richiamasse sia l'origine antica della gallina padovana e i polli padovani. Quindi Pro Avibus Nostris sarebbe un po' come a favore dei nostri polli. Dopo voi forse potreste anche aggiungerci qualcos'altro, ma io mi fermo qua. Quindi
L'importanza è che aggregando alcuni allevatori appassionati all'allevamento di questi animali siamo riusciti a creare una produzione abbastanza consistente da soddisfare le richieste di alcuni ristoranti e macellerie come i Fratelli Beghin e quindi sostenere la produzione di questa razza, non perderla appunto non perderla definitivamente come estinzione di razza e poterla conservare per il futuro. Senti, Tra Gabriele, l'altro, volevo anche dire dare un consiglio e ricordare una cosa. Esternamente e pare compagne e altre, però c'è un'etichetta che voi altri che vi pensate proprio per far sì che il prodotto sia riconoscibile e si abbia a garanzia. si sappia che il viene dall'anno viene da Polonia. Esatto, sì, abbiamo due modalità. Questa che sta indicando Gabriele è una cialda in farine che riporta qui, o ne abbiamo un'altra, la mettiamo qua, che riporta il prato della valle con la gallina padovana al centro e che è il marchio che abbiamo depositato in Camera di Commercio di Padova come associazione. E quindi questa la trovate sui piatti dei ristoranti che ve la propongono come in menù. Quest'altra ricetta, questa etichetta rettangolare che ripropone analogamente il marchio depositato, è l'etichetta che accompagna il pollo nei punti vendita al dettaglio. Quanti allevatori, quante se ne fa? Noi ne facciamo non tantissime, arriviamo a circa 1500 come polli macellati. Se aggiungiamo altrettanti come pulcini venduti da allevatori amatoriali che passano per tantissime persone che può gustare. Potrei dire che moltiplicando per 6-8 porzioni sono oltre 10.000 persone che degustano la gallina padovana, allora diciamo il numero fa un po'. E il tema della gallina padovana, il tema della gallina padovana, tra l'altro, si diventa anche tema di scolastico, materia scolastica, vero? Esatto, sì, io lavoro in una scuola al San Benedetto da Norcia da Padova, che è una scuola agraria. L'iniziativa si è avviata lì ancora nell'85 e proseguiamo questo lavoro di conservazione e di tutela della razza, avvicinando anche i nostri studenti a questa attività, quindi loro vedono tutto il ciclo completo dell'allevamento, dall'uovo al pulcino all'adulto. E chissà che magari non viene in mente di fare gli imprenditori. Sì, no. O creare la sensibilità, sapete, questi temi nuovi della biodiversità che sta prendendo piede in questi anni, e quindi la tutela dei propri prodotti tipici locali, la preservazione anche sia di prodotti animali ma anche vegetali, e quindi una sensibilità. Ascolta Gabriele, arriva a signora da te. Oltre a essere bella, è anche buona sta gallina. E a voi una gallina. Sì, Chi te consigli anche come cucinare, vero? Esatto, sicuramente mica consiglio di farla in brodo, perché un animale così delicato e buono non merita altro che un buon brodo, quindi, soprattutto a questa stagione. Però non da solo. No, da solo, sicuramente con delle buone verdure, ma con un bel tocco di carne, con la sua carne, questa è a punta di petto. Si sposa benissimo con una buona gallina petto con petto, che abbiamo solo il meglio, due petti, esatto. Si consiglia appunto che sia sai verdure a freddo, quando che l'acqua boie si butta la carne, così me la insegniamo mamma e tutto. E ti continui. Ecco, tra l'altro là te vedo anche un l'idea preparato. Appunto perché l'animale è un po' piccolo, allora l'idea è proprio quella di consigliare al cliente di riempirla. Un ripieno, carne, misto, carne e verdure, un po' di tutto. ovo, pangrattato, si usava anche su durei e non si butta via niente, perché chi sa che non si ricorda quanto buoni era il risotto con i figadini e con i durei. Esatto, che si faceva. Eccoci qua. E qui di sta gallina sono incredibilmente buoni e più grandi del normale, proprio, mi consigliabile. Dopo andremo a cucinarla, sta qua, non sì, che sfugge così. Allora, il nostro ruvo, non so se lo sapevi, ma è un esperto, che somiglia un po' a gallina. Se osserva bene. Se si cava il capello e fa vedere anche a Yuga cresta. Sì, l'unico problema è che come non ti puoi fare i fegadini. No. Perché il fegato ormai l'enda veramente l'enda proprio. Ed ecco qua, tutti e due, aspetta che mi è successo un disastro tecnico, la tecnologia si è fatta così. Ecco qua. Sono proprio contento di metterle tutte impignate le galline padovane e mi sta veramente sui maroni con tutta sta mascagna dei cavei. Guardi, sono tutti e due guardi. Perché hai proprio ragione.
Ostia, non potevano essere gallina del roncobilaccio. Tanto va impegnata anche qui. E dopo avremo un'altra scena con un'altra gallina padovana, che è l'Arianna, eccola qua, guarda che bella, che è impegnata. Mi scusi, ma è proprio sicuro che questa è una piscina termale? Sì, non si faccia confondere dal sedano e dalle carote. Ascolta Baldano, ultima battuta, siamo in chiusura. Vogliateci anche un presidio slow food, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Spieghiamo cosa vuol dire presidio slow food. Slow food dal 2000 e forse da prima si è dedicato a individuare sul territorio nazionale, ma poi anche estero, i prodotti che erano cosiddetti in via di estinzione, per semplificare, e nel Veneto ha individuato nel 2000 la gallina padovana tra altri 3 presidi. Quindi i presidi per slow food sono prodotti che meritano tutela e particolare attenzione, che vanno circuitati, come dire, vanno promossi all'interno del territorio, creando dei buoni rapporti virtuosi con la ristorazione, in questo caso anche con la vendita al dettaglio, in maniera tale che non se ne perdino le tracce nel nostro territorio. Rettificando, io non sono presidente, collaboro con Slow Food Padova. Ecco, mi fermo là. Sì, Capocciò. Allora, ascoltami, che abbiamo capito una roba importante. Attenzione al marchio quando andiamo a comprare, servirsi anche dei negozianti che è in grado di consigliarvi nel modo giusto su che prodotti prendere. E noi mi avete fatto venire voglia, tanta voglia che andiamo decorsa al nostro marca, ma torse una bella gallina padovana. Ecco, andiamo decorsa.